Presidente, oggi è inaugurato il centro di Buia, il CAP, un mezzo per dare risposte ai bisogni di sanità? Sicuramente non è il fine ma è il mezzo per dare ulteriori risposte ai nostri cittadini. È una sanità che sta cambiando, che ha bisogno di una maggiore presenza sul territorio. Il cittadino che ha un problema, se non sa dove andare, si rivolge all'ospedale e non sempre l'ospedale è il luogo giusto, e quindi noi vogliamo che sul territorio trovi tutte quelle prossimità di assistenza, tutte quelle risposte che permettano di poter dire che non è più il cittadino a girare intorno alla sanità, ma è la sanità che gira intorno al cittadino. Qui nel centro di assistenza primaria ci sono i medici di famiglia, gli operatori sanitari, in particolare gli infermieri, ci sarà la continuità assistenziale, quindi anche la possibilità di operare sulle 24 ore, e ci continuano ad esserci tutti quei centri legati anche ai bisogni socio-assistenziali. Tutte queste persone lavoreranno insieme, lavoreranno in team e daranno risposte maggiori, migliori e anche evidentemente più ricche a quelli che sono i problemi del territorio e dei nostri cittadini. Quanto è importante dare l'informazione sull'esistenza dei CAP? Ecco, questa è la sfida. Noi dobbiamo informare i nostri cittadini sul fatto che hanno un luogo fisico al cui rivolgersi, dove possono avere una prima risposta a un problema sanitario o socio-assistenziale. Molto spesso il CAP ci permetterà anche di fare un'attività in più, la cosiddetta medicina di iniziativa. Cioè siamo noi che andiamo a cercare i cittadini per evitare che malattie, problemi di salute che questi possano avere si trasformino poi in vere e proprie patologie. Significa essere attenti al territorio e significa anche prevenire interventi sanitari. Assessore Telesca, oggi è inaugurato a Buia il centro di assistenza primaria, un nuovo tassello concreto della riforma della sanità. Sì, è veramente una grande soddisfazione, perché la sanità che abbiamo disegnato via via sta prendendo corpo e si sta materializzando in i centri di assistenza primaria, ma non solo. I centri di assistenza primaria come questo qui di Buia, che aveva già un'esperienza importante di sanità di prossimità, che però con oggi acquista proprio un'organizzazione rispetto anche a quello che abbiamo previsto. Medici di famiglia che lavorano insieme, ma che lavorano insieme a tutti i nostri professionisti del distretto, qui dove i cittadini non solo di questo comune, ma anche dei comuni limitrofi, possono trovare delle risposte quotidiane importanti. È anche un modo diverso di lavorare e di curare i cittadini, che potrà dare soluzioni a medio termine anche a quelle quotidiane problematiche che siamo abituati ogni giorno a sentire, dei tempi di attesa nei pronti soccorso, dei tempi di attesa delle prestazioni. Perché fare sanità di prossimità, fare le cure primarie come vanno fatte, serve proprio a prevenire, a intercettare prima i problemi ed evitare che le persone si riversino sugli ospedali, a volte impropriamente, non ricevendo magari le cure di cui hanno bisogno per problematiche più piccole.